Visita oggi del capo della polizia, il prefetto Franco Gabrielli, ad Agrigento presso la questura per presenziare alla cerimonia di inaugurazione degli uffici dell'archivio digitalizzato chiamato Telemachus. Tale sistema permette dal dicembre del 2013 l'adozione del protocollo unico informatico, passando dal sistema cartaceo alla totale digitalizzazione delle informazioni archiviate. Pertanto dal 2014 l'archivio unico ha permesso agli uffici della questura e ai 5 commissariati distaccati in provincia di condividere un unico database informativo. Il prefetto Gabrielli ha incontrato i vertici della polizia agrigentina. La cerimonia ha avuto inizio con il saluto del questore Finocchiaro, del prefetto Dispenza, presente anche il prefetto di Agrigento Diomede, il procuratore capo patronaggio. Gabrielli si è intrattenuto su tematiche di rilevanza sia nazionale che regionale, sottolineando come sia importante la realizzazione di tale progetto pilota inaugurato oggi ad Agrigento, anche per un coordinamento delle indagini più veloce ed efficiente. Gabrielli ha parlato anche del capitale umano che è rappresentato dai poliziotti, sottolineando anche una senilizzazione del corpo che ha un'età media di 48-50 anni. Ha parlato del rapporto con i sindacati e dei lavoratori della polizia che nonostante l'età vanno salvaguardati e quanto prima sarà avviato anche un progetto per la loro ricollocazione. Il prefetto Gabrielli ha poi ricordato il lavoro di prevenzione, in particolare l'operazione di controllo del territorio, come è avvenuto a Milano, che 2 poliziotti, non i NOX o corpi speciali, hanno fermato un terrorista ricercato da tutte le polizie dell'Europa. Anche Agrigento ha il suo personale qualificato, citando ad esempio il riconoscimento nazionale fatto dal Presidente della Repubblica all'ispettore capo Maria Volpe. Allora, intanto una cosa importantissima, e mi fa un enorme piacere che sia una città del sud ad essere capofila di questo progetto di digitalizzazione e dematerializzazione. È un traguardo importante perché oggi la digitalizzazione non è soltanto stare al passo con i tempi, ma è, come ci ricordava anche il filmato, una volta quando si aveva il cartaceo uno dei grossi problemi è che le carte non erano raccolte in maniera tempestiva, uno prendeva il fascicolo e non sempre quel fascicolo era aggiornato. Oggi la digitalizzazione accorcia i tempi, di fatto li annulla e quindi noi recuperiamo non soltanto in spazio, ma recuperiamo soprattutto in efficienza, in capacità di risposta. Le minacce, le sfide del nostro tempo sono sempre più complicate e quindi avere un sistema informativo e una capacità di acquisizione ma anche di ridistribuzione dell'informazione ai soggetti che poi sul territorio sono chiamati a contrastare queste forme di criminalità e di terrorismo è fondamentale. Lo ha ricordato ieri il Ministro nelle sue audizioni alle commissioni riunite. Oggi noi siamo chiamati ad affrontare una minaccia dove l'intelligence, ma soprattutto il controllo del territorio sempre più sono armi vincenti.